Si registrano 2 nuovi casi positivi al Covid tra i lavoratori dell'Electrolux di Susegana. Uno che era già in quarantena e risultato positivo il secondo tampone, cioè il primo tampone era risultato negativo, adesso c'era il secondo tampone per il rientro, tanto che altri suoi colleghi che erano a casa sono rientrati, invece questo è stato trovato positivo. Si tratta di un caso collegato alla lavoratrice legata al focolaio della Tre Valli di Vazzola. Sabato stato trovato un nuovo caso in questo caso un altro operaio che ha lavorato a cavallo tra due linee perché fa un po' da jolly e questo invece non è collegato ai soggetti che erano già in quarantena, quindi è un nuovo caso su cui non sappiamo ancora quali eventuali collegamenti possa avere. Quest'ultimo ha lavorato a cavallo con la linea dell'operaio risultato positivo la scorsa settimana, anche se al momento è difficile stabilire un collegamento tra i due casi. Che la linea era la stessa, non sappiamo, essendo che la linea è molto lunga, non facevano un lavoro simile, quindi non è escluso che possano aver contatti, come anche no, questo non lo posso dire. In via cautelativa un'altra decina di operai sono stati sospesi e si trovano ora in quarantena fiduciaria. Domani verranno sottoposti ad un primo tampone, poi tra 10 giorni il secondo. Una situazione che rischia di incidere a livello produttivo. Complessivamente infatti sono circa una trentina i lavoratori in isolamento. Il nuovo caso emerso, che è un lavoratore della stessa linea e dello stesso turno dell'ultimo lavoratore positivo, potrà produrre un ulteriore problema almeno su quella linea sul piano produttivo, perché appunto sono stati sospesi in via cautelativa diversi lavoratori. Siamo molto preoccupati, spiega Breda, e diventa ora quanto mai necessario, conclude il sindacalista, che si proceda con uno screening a tappeto tra gli operai. Intanto l'USL 2 fa sapere che vi sono i primi 70 negativizzati alla Tre Valli di Vazzola. Questo è il risultato dei tamponi di controllo effettuati su 176 lavoratori risultati positivi al primo round di test. Nel dettaglio 76 sono stati fatti su lavoratori della Tre Valli con 53 negativizzati e 27 sui dipendenti di una cooperativa con 17 negativizzazioni.